Mi viene da pensare che se fossero degli animali li avremmo trattati meglio, perché se abbandono un cane in autostrada vengo perseguito, mentre possiamo abbandonare esseri umani in mezzo al mare. Sono le parole che sanno di amarezza e sofferenza del cardinale Montenegro, arcivescovo di Agrigento, presidente della Caritas italiana. Parole consegnate ad un quotidiano nazionale rispetto al caso della nave Diciotti, che continua ad essere inesorabilmente alla ribalta della cronaca, che si spinge ovviamente oltre i confini dello stivale. Quanto sta accadendo mi preoccupa come uomo e come credente, aggiunge Monsignor Montenegro. Stiamo ricostruendo un mondo di muri e rischiamo di tornare alla legge del Far West, dove il più forte e il più potente decide sui poveri e sui deboli. Ci sono donne e uomini sofferenti su quella nave. Quanto al braccio di ferro per cambiare le regole in Europa ingaggiato dal governo Conte, Don Franco osserva: una cosa è cambiare le leggi, chiedere nelle sedi opportune un maggior coinvolgimento dell'Europa, un'altra è farlo sulla pelle di persone deboli. Poi il cardinale sposta il punto di osservazione direttamente su Bruxelles. La comunità europea, rimarca, pare sempre meno comunità e sempre più Unione Europea, intesa come unione degli egoismi. Va coinvolta e mi sorprende constatare come tante riunioni, tanti summit si concludano con un nulla di fatto. Ma ripeto, sottolinea l'arcivescovo, non si possono lasciare gli esseri umani in mezzo al mare o sentirsi a posto con la coscienza perché si sono fatti sbarcare i minori. E sulla vicenda della nave Diciotti interviene anche il sindaco di Agrigento. Il braccio di ferro con l'Europa, le esigenze di propaganda o le strategie di comunicazione leghiste e Tuona Firetto non possono in alcun modo giustificare il superamento di certi limiti. I giudici, come il procuratore Patronaggio, lo sanno bene anche i parlamentari del Carroccio, operano nel rispetto delle leggi dello Stato e la Costituzione li tutela da ingerenze da parte di ogni potere. Da sindaco rispetto il diritto di questo governo nel voler affrontare con l'Europa il tema delle migrazioni con l'energia necessaria, ma non è ammissibile che si provi a condizionare la libertà di chiunque ad esprimersi ed agire secondo legge, ancor più se si prova a delegittimare pur con un vago sospetto che esercita le proprie funzioni, conclude Lillo Firetto.